Un'intimidazione al giorno, ogni giorno per 15 anni, questo è il drammatico dato che emerge dal 15° rapporto amministratori sotto tiro presentato ieri a Roma dall'associazione Avviso Pubblico, la rete degli enti locali contro le mafie e le corruzioni. Un lavoro prezioso frutto dell'impegno costante di analisti accademici e studiosi che hanno scandagliato il fenomeno di ogni angolo del Paese. Dal 2010 al 2024 sono stati censiti 5.716 atti intimidatori di minaccia o violenza contro i sindaci, assessori, consiglieri comunali o municipali, dipendenti di funzionari degli enti pubblici, una media impressionante, 381 intimidazioni l'anno, 32 al mese, 1 al giorno. Di questi 913 atti si sono verificati in Sicilia, un dato che fa dell'isola la regione più colpita dal 2010 al 2024. Le province più colpite sono Palermo con 223 casi, la seconda è Agrigento con 188 e Catania con 103. 213 comuni colpiti in Sicilia nel corso del quindicennio, il 54% del totale presenti nella regione. Dietro ogni numero c'è un volto, una storia, una comunità intera e questa è la fotografia del 2024 che conferma come il fenomeno sia tutt'altro che in remissione, 328 gli episodi censiti nell'anno, in aumento del 4% rispetto al 2023. Il bersaglio preferito, i sindaci colpiti nel 61% dei casi, ma non solo. Sono state vittime anche assessori, consiglieri comunali, funzionari e perfino candidati alle elezioni amministrative, la cui esposizione è più che raddoppiata rispetto all'anno precedente. Anche nel 2024 la Sicilia ha avuto un triste primato e nuovamente la prima regione per minacce censite, così come era accaduto nel 2022, ed è soprattutto la provincia di Agrigento che da sola raccoglie oltre il 50% degli atti intimidatori registrati lo scorso anno sul suolo siciliano, la prima provincia più colpita in Italia per numero di casi censiti nel 2024. Di questo rapporto rappresenta un viaggio nella complessità dei territori, del ruolo degli amministratori locali, da un lato pressati dalla criminalità organizzata, sempre più invasiva e subdola nella sua capacità di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale. Tuttavia il rapporto ricorda e attesta che esiste la buona politica, che è più diffusa di quanto la narrazione del sono tutti uguali voglia far credere, e questo è il commento del presidente dell'associazione di Avviso Pubblico, Roberto Montà.